un libro che ho voluto fare per i 20 anni dell'associazione A Cuore Aperto. Mi sembrava giusto far vedere alle persone che ci hanno aiutato in questi 20 anni che cosa abbiamo fatto, e ho voluto anche ulteriormente mandare un messaggio ai giovani per stimolarli per il volontariato. È un libro praticamente fotografico, inizialmente rivela la storia dell'associazione, quello che è stato fatto in Sicilia, le iniziative che abbiamo fatto con le altre associazioni, perché noi crediamo nella sincronia della nostra associazione con le altre associazioni per ottenere sempre migliori risultati. Abbiamo poi parlato della nostra principale iniziativa in Africa, Un Cuore per il Popolo, e dell'iniziativa che abbiamo portato avanti in Polonia per aiutare gli ucraini, che abbiamo chiamato anche lì Un Cuore per l'Ucraina. L'associazione ha aiutato tanti ragazzi a studiare, a formarsi, moltissimi infermieri, tecnici di radiologia e anche 5 medici. Questi ragazzi resteranno in Tanzania, e quando gli abbiamo chiesto se volevano venire in Europa hanno detto che no, preferivano lavorare, stare con la propria gente e parlare la loro lingua. Questo credo che sia il sistema a cui devono mirare questi aiuti che lo Stato, l'Europa intende dare all'Africa. Non bisogna dare soldi senza nessuno scopo, ma aiutarli a formarsi in modo che loro possano costruirsi il loro futuro.